Sconfini 20 anni di Jazz and Wine on Peace, ovvero 20 anni di un festival ai confini fra Coglio italiano e Coglio sloveno, con un piede al di qua e al di là del confine, con un piede al di qua e al di là dei generi musicali delle diverse declinazioni del jazz. Una pubblicazione multipla con 6 volumi contenuti in una scatola lussuosissima per celebrare, ricordare e guardare avanti questa meravigliosa manifestazione musicale. Ciao a tutti, siamo straordinariamente contenti, straordinariamente felici di essere qui, assolutamente. Siamo a Pordenone Legge e presentiamo qualche cosa che per me ovviamente è importantissima. Insomma, sono i 20 anni di una rassegna, sono i 20 anni di Jazz and Wine, sono i 20 anni della rassegna di jazz in Friuli Venezia Giulia e ho avuto il piacere e l'onore di vedere le mie immagini lavorate, interpretate graficamente da uno che considero, oltre un grandissimo amico, ci conosciamo da più di 30 anni, il grafico in Italia. È stato un lavoro corale, è stato bello lavorare assieme e costruire questo progetto, quindi ci siamo trovati, abbiamo messo insieme testi, fumetti, le immagini fotografiche e quindi questa cosa si è costruita man mano che si andava avanti. E è stato bello essere supportati così caldamente e questo è stato il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare a questa copertina 6 note musicali che un po' rappresentano per noi la storia di questo progetto. Buonasera, siamo qui a presentare questo libro, questa raccolta di storie e fumetti che ho disegnato su sceneggiatura di Flavio Massarutto e andrò a spiegare quella che è la tecnica con cui ho approcciato queste illustrazioni e il contesto del confine est della nostra Italia, dove si svolgono queste storie, dove si svolgono le attività musicali e le attività grafiche di cui andiamo a parlare. Ringrazio per essere qui, numerosi, in questa serata un po' strana. Presentiamo 20 anni di Jazz and Wine. Cos'è 20 anni di Jazz and Wine? Vi spiego cos'è il Jazz and Wine. Il Jazz and Wine è un festival che si svolge nel Coglio italiano e nel Coglio sloveno. Si svolge da più di 20 anni e quindi è un piacere per noi di Circolo Controtempo. Mi presento, sono la presidente di Circolo Culturale Controtempo, rappresento tutto il gruppo che questa sera non è qui perché in contemporanea verrà presentato questo festival al Porgy&Bess, che è uno dei più grandi jazz club in Austria, e quindi una parte di noi è qui e una parte di noi è in Austria. È un festival, come vi dicevo, che si svolge nel Coglio sloveno e nel Coglio italiano. L'anima del nostro circolo è sempre stata quella di coinvolgere e appunto fin dalle prime edizioni noi abbiamo voluto presentare, portare la musica e dialogare con la musica jazz anche con la vicina Slovenia, perché poi il territorio è tutto uno, non ha confini. Il festival è partito 20 anni fa con delle caratteristiche ben precise: grande qualità musicale, bellissimi luoghi e buon vino. Ma la caratteristica anche che vorrei farvi così portare all'attenzione di questo festival è che fin da 20 anni fa il nostro circolo voleva promuovere un territorio tramite la cultura ed il jazz, che è quella che è la passione che sempre ci ha unito nel nostro circolo. Una forma fin dalla prima edizione di turismo culturale di cui si parla tanto adesso, però noi lo avevamo già così voluto attraversare. Il volume che andiamo a presentare, che si intitola appunto Sconfini 20 anni di Jazz and Wine on Peace, in realtà è un multilibro, è una scatola, poi fuori la potete toccare con mano, che contiene 6 volumi di diverse dimensioni che si incastrano e dove facciamo dialogare diversi linguaggi. Una delle caratteristiche più forti secondo me del jazz è proprio la capacità di mescolare linguaggi di tipo diverso ed essere estremamente porosa nei confronti di altre espressioni artistiche che non siano solo musicali. E perciò avremo la fotografia, avremo il fumetto, avremo la scrittura e avremo la grafica. Ci sono diverse proporzioni in questo libro, quindi seguiamo e suddividiamo queste forme in piccole sottomultipli.
Questa è una cosa interessante per noi perché fa parte della grafica, fa parte della musica. Abbiamo la possibilità di giocare con gli spessori, abbiamo la possibilità di dare vibrazioni diverse con i colori. È interessante questa cosa perché la musica è fatta di 7 note, eppure la scala esatonale ne usa 6. E noi ci trovavamo a suddividere questo libro in 6 parti. Oltretutto le proporzioni sono date anche dalle pagine, per cui si parla di matematica come musica. È una scansione ritmica anche questa. E poi ci sono i colori del coglio, ci sono i colori dell'autunno, che è il periodo in cui viene fatto questo festival, e passiamo attraverso i colori del vino. La cosa forte è passare dalla botte all'anfora, alla bottiglia, e pensiamo che aver dato volumi differenti a questa cosa sia un po' rappresentare quello che era questo paesaggio che ci arrivava. Queste storie illustrate e stampate su questo libro sono una ulteriore collaborazione che ho effettuato sulla sceneggiatura di Flavio Massarotto, ed è stata una svolta estetica nella nostra collaborazione, in quanto passare da un fumetto che abbiamo presentato un po' di tempo fa, che è sempre sceneggiato da Flavio Massarotto, che è Jazz Loft, siamo passati al graphic journalism, che è una tecnica completamente diversa dal punto di vista di approccio del disegno. Come io sono appassionato moltissimo di disegno, soprattutto di pittura, e questa è stata una svolta anche dal punto di vista estetico, e anche una diversa collaborazione fra lo sceneggiatore e il disegnatore. Questo graphic journalism, io a questa forma di espressione sono approcciato un po' da appassionato, appunto, come vi dicevo, a questo tipo di disegno che consta in una macchia di china nera sovrapposta ad un fondo, quindi utilizzando una bicromia. La tecnica è molto più veloce, è molto più espressiva ed è anche efficace. La lettura è molto più veloce, e quindi quello che andiamo a narrare in queste storie autoconclusive e anche con un elevato tasso poetico sono uscite dalla mia penna con un piacere nuovo. Ho sperimentato questa sovrapposizione di chine e di fondi utilizzando delle immagini molto forti. Qui chiaramente la lavorazione è stata molto più veloce ed è più comunicativa. Che raccontano da angolature diverse questa storia, questo territorio dove Jason Wine ha operato e sta lavorando in questi anni. Poi ci sono 2 librettini piccolini, l'elenco di tutti i concerti di questi 20 anni da consultare agevolmente. Un librettino è una serie di ritratti fatti al pubblico, perché il pubblico è parte fondamentale dell'evento musicale, e perciò il pubblico fa parte del jazz. Il mondo del jazz non sono solo i musicisti, sono anche le persone che vanno ad ascoltare, che leggono di jazz, che scrivono di jazz. Piccole riflessioni, piccole illuminazioni, piccoli pensieri sul jazz da consultare quando ci vengono i dubbi su che cosa sia il jazz, e per ogni citazione si va da Murakami a Eric Dolphy, ha una fotografia di Corredo, sempre di Luca. Poi c'è questo librettino che si chiama Text. Cos'è? È un testo che ho scritto, si chiama Viaggio in Friuli Venezia Giulia, ed è un reportage particolare. Ho cercato di fare un piccolo viaggio, appunto, in Friuli Venezia Giulia, che sia spaziale, perché parlo di 4 luoghi, parto da 4 luoghi, sia un viaggio temporale, perché si parte dagli anni 30 e si arriva fino ai giorni nostri. Sono 20 anni di passione, sono 20 anni di amore, sono 20 anni di tribolazioni, sono 20 anni di musica. Io sono felicissimo di vedere qua un sacco di amici musicisti importanti, e Jazz & Wine è unico. Io ne giro di festival, ne giro in Italia, ne giro all'estero. Quello che è bello di Jazz & Wine è proprio quello che diceva Flavio, cioè il fatto che non è solo il concerto in teatro,
è il concerto che si muove nelle piazze, è il concerto che si muove nelle cantine. Com'è fotografare? E fotografare a Jazz & Wine è qualcosa di unico, perché si fotografa 24 ore su 24, non si ha mai fine. E Jazz & Wine ha questa specificità. Ha la specificità proprio di avere 1000 luoghi, di avere dei programmi spaventosi, di avere dei musicisti che sono ormai diventati anche tanti loro veramente degli amici. E ha avuto Jazz & Wine, Circolo Controtempo, la forza, la voglia di credere in questo progetto che non è semplice, e pensare oggi cos'è diventato Jazz & Wine e la possibilità di esserci, insomma, e di avere poi il piacere e l'onore di poter racchiudere qualche mia foto all'interno di questo progetto, ovviamente ne sono stracontento. Ma forse la cosa più bella è che in realtà, forse la curiosità anche, che lavorare con i musicisti di jazz, secondo me, è fra le cose più straordinarie possibili. Nel senso, io mi occupo di fotografia di spettacolo da tanti anni e fotografo un po' di tutto in quell'ambito. Nel jazz si crea veramente qualcosa di magico e credo che effettivamente questo qualcosa si riesca a trasmettere nella fotografia. È l'unico ambiente probabilmente dove si riesce veramente ad avere dei rapporti con musicisti, a parlare, a stare insieme. Sicuramente è data dalla passione, questo è vero, però c'è sicuramente questa vicinanza che aiuta a potersi esprimere, insomma. Io con la fotografia, Alberto con la grafica, Massimiliano con il fumetto.